partia in ruta per lo festin del Luceran. Allora andiamo a vedere come si porta la lenga da voi. D'Empaion, conosces besai Luceran per le sue presepi, le sue attività all'intorno di Calena o la sua tour medievale. Mi sembra che Luceran non è proprio conosciuta per la conservazione della sua lingua. Infatti, io montavi senza sorpresa a navire scontra qualcuno che sapeva lo parla. Avevi solamente la certitudine che il presidente del comitato di festa aveva preparato un discorso in lingua. Buon, a ora che raggiunge la festa, credi che sia in lei. Faites ça. Et puis également, on a eu le pensée pour tous ceux qui... Senza trop di sorpresa, tutto si fa in francese. Gli annunci ufficiali, le gente che si parlano tra loro, gioco la marseillaise per si souvenir dai morti. Per il momento, rien differenzia Luceran da altri villaggi tipici di Francia. Besai la mise d'onore della regina dei Mai. Ma arrivate plaza del plan, trovate giugaire de pilo e de giove del paese sortono suble. Rien de linguistico, ma on voluto mettere in valore le particolarità locali. Mesdames et messieurs et chers amis, E arriva il momento dei discorsi. Il presidente del comitato demanda che le scusino per il suo assenza. l'accent. Una festa gioiosa ed aperta a tous, mesclando tradition e nouvelle, joves e anciens. Ma gli gente sembrano euros. Per il momento hai sentito solamente qualche moto di nisarte stropiato. Hai ben fatto di montare per l'accueil e l'ambiente sicuro. Ma per la mia inchiesta spero che voi trovate cose da contare. Allora vi domando al comitato se conosco di gente che parla la lingua, mi meno a qualcuno che mi dice sul co che parla nisarte e pas lo dialetto di Luceran. Bon, mi dona appuntamento più tardi nella giornata e io perdi un po' l'esperanza di trovare gente che sa parlare la lingua del paese e torni a setta a tavola. E è in quel momento che mi avvisi che l'uomo a costa di io parlavo in francese, ma aveva tutto plein d'espressioni sarde. Allora decidi di ricoprire la sua conversazione per gli domandare se savano parlare in dialetto. De facto, tutti quelli che erano all'intorno di io lo parlavano, ma... E voi, avevo avuto un problema tecnico, ma vous avez pas lasciato come cause, tu ritornate all'Iveire, allez. Avant, si parlava tout plein, luceranenc? Oui, mais les vieilles. Ah oui, hein. Allez, au cercle, Pierre Jugas, la Languelotte. toujours pas toi, hein. Pas un mot de français. Ouais. Failli l'ouvrir. Et après, il y avait La merenda. les cantavi, la merenda. Il cantava. Et les cartes, le vito. Le vito, Un gioco di cartes. un jack de volure. Ouais. Le vostre parents parlava en français ou luceranenc? Mon père parla pas toi avec les collègues, mais à la maillot parla La française. français. Hein. D'accord. Et io, quand je suis sorti avec les collègues à mon père, je parlais pas toi. Hein. Ouais. E a ora si parla in calo quello La plus patois? gaille. È più gaia, c'est tout des gens des alentours. Tous les gens de la ville qui montent qui. Luceran ha conosciuto come la gran parte delle campagne di Francia le zone rurali a partire dagli anni 30. E agli anni 50 il paese aveva perduto la metà della sua popolazione. Ma après, le voitures hanno permesso a quelli che lavorano in villa di se ne avviare in campagna. E come Luceran è a 25 km di Nice, il paese ha visto arrivare tutto plein di gente della villa. E anche ha ritrovato il cifre demografico della debuta del secolo. Voglio ben credere che cosa si faccia au détriment di una lingua locale già fragile. Les vieilles, petit à petit, ils morts. Ouais. Et voilà. Les vieilles sont mortes et La giovanture, non si parle plus. Donc, avec
deuxième para à part la loupe à toi? La Iroba. D'accord. La Iroba aux parents. Parce qu'avant, on ne voulait pas qu'on parle de l'histoire. C'était interdit. Ouais, La langue, mais c'est intéressant, mais c'est dur, hein? ouais. C'est dur des paroles. Surtout quand il y a des mondes et tout ça. Si on boit l'unissart, c'est pas l'uniscerament. C'est pas pareil. L'escarène, c'est pas pareil. Ouais, le savent bien quoi. L'escarène, c'est tous les R. Nous, c'est tous les. Plutôt les roues. En parlant de Nissart, l'Umio a puntama es arribate. Non, sono pas de Luceran fa 16 ans che si viene venuto a abitare qui, ma qui ha una bella sorella che abita e a qui depuis l'âge de 15 ans che monta via la casa tutta come gli amici. E io sono riuscito a si valorizza perché mia madre a Cuccianabù ho avuto di veloce giusto per la missa, che mio fratello Maggi più vieilli. Smonta in bicicletta via 16 anni di mai che io, smonta in bicicletta a Valoria e dire ai miei parenti non li parla Nissart perché struppia la lingua francese. Allora mi parla Nissart, francese, i miei parenti mi parlavano Nissart, di tanto, ma io ho toujours parla francese, solamente a forza di restare dentro la mia famiglia che parlava Nissart, elle finit per imparare Nissart. Mais lì a Trepiccio si parlava Nissart o? Non era pas tout plein perché era pas ben vista l'Unisart, pas che era pas ben vista, ma les gens parlavano più après dentro di famiglia, era certain che si parlava Unisart, ma alla scuola tutta qua parlava francese. Io da sempre sabi, i miei amici tutta qua a Maion parlavano francese, perché i gente io che ça esquentait la langue française. Voilà. Mais ora corria che rivenisse tutto a qua, perché l'Unisart è una bella lingua, no? E ora lo parla L'Unisart lo parle surtout a qui perché a tutti i gens che parlano l'Unisart, l'Uniscerament, mais l'Unisart e l'Uniscerament. Après, quand il y a quelqu'un qui ne connaissait pas, qui rentre dans une conversation, di 2-3 mots en Nissart. Se mi risponde in Nissart, allora parlerò in Nissart, perché so che è Nissart. Mi si demandata a se liera de giove che parlavano la lingua daqui, ma n'hai pas trovate. Semblano pas parlare in dialetto ai su piccioni. Come dico la mia femme, mi parli l'Nissart, même que les enfants un peu petits. Et dit qualche molte, mais il y a deux gars qui vi rispondono in francese. Allora, è très difficile. A Maion parlavano francese. Mi viene pas de li parlare. Oui, qualche molte, come qua, ma mi viene pas. Ma mi presento una figlia venuta a fare delle dimostrazioni di pilo per l'occasione. La langue è mi paigan che cura na pesca med le sue amiche parla giusto Nissart e io mi si messa a parlare per 20 anni e è venuta tutte sulette. Oui. Allora, pas tout plein perché il y a pas tant de monde che lo parlo, un po' come me lo mio pas grand, ma pas tant qu'aco. Une coopérant à la festa d'Omai perché il y a qualche Nissart, ma e au festin fa plaisir de trovare qualche Nissart o qualche gente della contea che parla Nissart. Cura lo presidente del comitato a passato il rush, trova un po' di tempo per mi parlare del suo discorso. Moi, je suis né très loin d'ici, à Vichy, en Auvergne. Donc voilà, c'est pas du tout de la région. Mais je vis à Peracava depuis 8 ans. Vous entendez souvent parler du serramois ou... C'est plutôt des expressions qu'on entend. Par exemple, ça fait takadoli. Ça, on entend souvent. Une charafe, une estrace, voilà, la mayoun, tout ça. Mais vraiment des discours complets, non, jamais. Malgré tout, les gens sont sensibles au fait que on parle, on donne des mots, on donne des expressions, ça et là. Et là, j'avais envie un peu d'officialiser ça lors du discours. Voilà. Aquele parole a rebombo em eu.
Hai l'impression d'essere en face de tutta l'histoire della lingua della regione sarda. Era e resta un ciment della comunità, ma un ciment fragilizzati dalla reputazione che abbiamo fatto, che non calia lo parlare ai piccoli, fragilizzati dai nuovi culture che sono arrivate, e anche a che il ciment si è trasformato in arena. E aqui, ma l'impliquem pas, au pou. Ne restent des musées ou des souvenirs sous la forme d'expression qui s'y transmettaient. Ma veire un giù de giuve impliega naturellement la lingua come lo fanno i vieilli? È impossibile, ma l'esperienza non è d'attualità. Dissem que hi dic, dissem que hi faig. Ai pa vergogna, de miu gioia, de miu lagrima. Ai pa vergogna. 32, 33, 34, 35, 36,